Gabriele, giornalista, scrittore, giornalista ovviamente non della stampa di regime, sia ben chiaro, del mainstream come si dice adesso, perché parliamo tutti in inglese, io parlo ancora in italiano, anzi mi piace anche parlare in veneto. È giornalista il dottor Gabriele Sannino, di libri ne ha fatti tantissimi, ne trovate lì magari in qualche parte, dovrebbe essere un po' di libri a disposizione vostra se volete acquistare qualcuno. Lui farà un intervento sui ultimi colpi di coda di questo elite globale. Ci crediamo, non ci crediamo? A me piace anche sognare qualche volta, come diceva la favola di Cenerentola, i sogni possono anche diventare realtà, l'importante è crederci, però so, e con questo andremo a casa, porterà anche una speranza per tutti noi. A te Gabriele, e grazie di essere stato paziente. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, grazie Giorgio per l'invito e grazie anche per questa opportunità, visto che sono qua in un bellissimo contesto naturale a parlare con tutti voi. Gente consapevole, ragazzi, cioè sono tutti a guardare la televisione oggi, le solite cose, i soliti reality, il telegiornale, ragazzi, il telegiornale, convinti che ancora informa il telegiornale, quindi insomma in realtà li forma e li fa diventare insomma quello che sono. Quindi, insomma, perché comunque ragazzi, se questa informazione, io sono Babbo Natale, lo dico sempre, perché voglio dire, vabbè, comunque allora andiamo avanti e io ho sentito un po' gli interventi precedenti e in effetti insomma molti interventi hanno descritto la realtà attuale che stiamo vivendo. Io però dico sempre questo, che bisogna guardare il contesto globale, perché se noi non guardiamo le cose dall'alto non riusciamo in pratica a mettere insieme quei puntini indispensabili per capire quello che sta veramente accadendo nel mondo. Allora io penso che voi sapete cos'è l'elite, cos'è il deep state, altrimenti insomma eravate a guardare la quindi non c'eravate qua, no? Quindi l'elite qual è? Insomma, è quelli che prestano ancora adesso il denaro a queste nazioni, e il deep state sono l'esercito di servi che serve questa elite. Insomma, tutta la politica di tutte le nazioni al momento è antipolitica, perché serve proprio questa elite, quindi non è contro i popoli, quindi si fa eleggere dal popolo, ma in realtà poi dopo è contro i popoli e serve questa elite per i suoi progetti distopici. Questo credo che sia insomma oramai proprio la base, però è bene ripeterla perché magari c'è qualcuno che ancora non ha capito che bisogna guardare a livello globale per capire un po' chi comanda per davvero. Cioè ragazzi, questi fino adesso, grazie al denaro creato dal nulla e alle loro quindi magie bancarie, hanno posseduto i media che hanno creato il livello di coscienza che vediamo, hanno posseduto in pratica tutto, i giornalisti, l'informazione, la politica che vi ho detto che è antipolitica, ma non soltanto, anche proprio il commercio, tutto, loro posseggono tutto e di conseguenza quando loro impongono una narrativa e quando loro impongono un'agenda, tutti eseguono senza neanche sapere poi dopo quell'agenda qual è, perché l'importante è essere pagati per il compitino che loro svolgono, perché come funziona all'interno del sistema, quello che sta sotto non sa qualcosa di meno rispetto a quello che sta un po' più sopra, un po' come nella massoneria, no? Di conseguenza ecco che basta avere i soldi, ecco, e di conseguenza ecco che fai parte, insomma, esegui gli ordini e quindi fai quello che loro ti dicono di fare. Tutto questo sta cambiando, questa è la cosa fondamentale
da comprendere. Tutto questo sta cambiando perché c'è un'alleanza, io ne parlo da 3 anni, signori, e dico che l'elite è finita perché c'è quest'altro contropotere che si è formato. C'è un'alleanza fatta da capi di Stato, capi di governo, agenzie di intelligence, che ha capito, conosceva a menadito il loro programma, perché tra l'altro nei loro circoli, loro da anni parlano di nuovo ordine mondiale, depopolamento, quindi quella fazione che si è formata conosceva a menadito il programma perché l'aveva ascoltato in tutte queste riunioni, e quindi vuoi che, insomma, voglio dire, una parte non abbia detto aspetta un attimo, questi tra un po' anche me, insomma, chi sta intorno a me, li lasciamo fare, e questa parte si è alleata. Io so che noi attraverso i mass media vediamo soltanto la versione dell'elite e quindi siamo tenuti in costante stato di negatività e paura, però vi assicuro che al di là del mondo magico dei mass media, che è un mondo magico di esoterismo nero, ecco, diciamo così, c'è un'altra realtà che si è formata e che sta combattendo insieme a noi, ecco, contro questa elite mondiale. Cosa ha fatto questa parte? Ha creato un sistema economico ex novo che è già attivo, si chiama Quantum Financial System, e poi ne parlo a fine intervento. E questo sistema economico alternativo è quello che eliminerà l'elite e di conseguenza anche i fantocci del Deep State. Oggi, sapete, è di moda essere globalisti o globalioti, come dico io, è di moda essere insomma a favore di certe politiche. Da qui a un paio d'anni voi vedrete che o cercheranno di riciclarsi tutti in patrioti, ricordatevi ste parole, o si vergogneranno di essere stati dei globalisti, perché a un certo punto questa agenda verrà rivelata alle masse ed ecco che scatterà la vergogna, un po' come il fascismo. Il giorno prima erano tutti fascisti, il giorno dopo nessuno era più fascista. Questo accadrà anche nel nostro paese. Per quanto riguarda questa alleanza è formata, si parla dei cosiddetti cappelli bianchi. I cappelli bianchi hanno diverse funzioni. C'è la parte militare che si è occupata anche di operazioni sotterranee, signori, perché esiste tutto un mondo sotterraneo di questo Deep State. Il discorso dei bimbi e dell'adrenocromo non è una cosa inventata dai siti complottisti, è una cosa che veramente esiste. Ci sono dei VIP che l'hanno anche ammesso. In un'intervista ha ammesso chiaramente che lei, la sua bellezza deriva da prodotti fatti da bambini in un'altra parte del mondo, far away this, in un'intervista con la De Generis. Quindi voglio dire, è ammesso anche da loro. Poi c'è una parte dei cappelli bianchi che si occupa invece di finanza, ed è questa che ha creato in pratica il nuovo sistema economico finanziario che vedremo a breve. Io penso che già quest'anno il QFS sarà attivo, e per certi versi già lo è, poi dopo vi dirò il perché. Un'altra parte invece dei cappelli bianchi si occupa dell'informazione, ovvero di controinformare, creare una coscienza collettiva attraverso poi delle persone che fanno da megafono e da intermediari alle masse, tra virgolette. Io non sono un cappello bianco, assolutamente, io sono un ricercatore che ha seguito le loro linee guida, perché l'intelligence militare Q, che io cito come intelligence militare punto e basta, diceva già anni fa molte cose che si sono avverate. Diceva cerca qua, cerca là, fai questo, fai quest'altro e vedrai che metti insieme i puntini. Io ho fatto le mie ricerche, addirittura sono arrivato a pubblicare il libro La fine del nuovo ordine mondiale. Quindi voglio dire, c'è una parte di questi cappelli bianchi che si occupa di scardinare il sistema mediatico che
vi dico la verità, quando ci sarà il nuovo sistema economico crollerà completamente. Come dicevo prima a una persona insomma lì nel Prato, fuori dal coro, con le inchieste che sta facendo sui sieri maggi e quant'altro, perché glielo stanno permettendo? Uno si chiede, no, perché adesso? Perché hanno una fottuta paura i media mainstream, hanno una fottuta paura perché sanno che sta cambiando il sistema economico, sanno che hanno servito l'agenda sbagliata e i perdenti che stanno perdendo questa terza guerra mondiale che in primis è finanziaria, e di conseguenza vorrebbero adesso insomma inseguire i complottisti, quindi adesso sono loro che cominciano a venire dalla nostra parte, ma è troppo tardi, perché comunque hai seguito l'agenda fino alla fine, e siccome ci saranno anche conseguenze per quello che hai messo in piedi, e parlo di conseguenze umane per i sieri magici, ecco, di conseguenza ecco che alla fine i media crolleranno completamente, e con loro anche tutti gli pseudo giornalisti che ci hanno minacciato, che a me personalmente hanno bloccato il profilo. Quindi voglio dire, io piccolino contro loro giganti, loro potevano parlare e io non potevo parlare da nessuna parte. Ma voglio dire, sono loro che stanno perdendo, perché comunque noi, chi ha la verità, ragazzi, vince sempre, questo è il punto. Tu puoi mentire finché vuoi, ma alla fine se menti il tuo castello di carte crolla, prima o poi inesorabilmente, crolla. La verità è coerente, la menzogna non lo è mai, e loro infatti lo sanno e adesso cercano magari di inseguirci, però io con questo non dico che fuori dal coro sono insomma negativi, assolutamente, anzi io conosco anche giornalisti molto validi e che, ripeto, glielo permettono perché le alte dirigenze hanno paura in questo momento, hanno paura di quello che sta per accadere, proprio perché io vi dico la verità, insomma sono convinto di questo, il grande risveglio non accadrà neanche col nuovo sistema economico che farà sì che improvvisamente la gente starà meglio, ma accadrà proprio quando ci sarà un grande, purtroppo, per quello che è stato fatto alla popolazione. Quindi lì accadrà il grande risveglio, perché purtroppo, ragazzi, siamo un'umanità talmente bassa dal punto di vista evolutivo che abbiamo bisogno di un'enorme sofferenza per risvegliarci. Detto questo, quindi abbiamo Cappelli Bianchi che si occupano di informazione, Cappelli Bianchi che si occupano di operazioni militari, Cappelli Bianchi che si occupano di operazioni finanziarie, e c'è anche un'altra branca che si occupa in buona sostanza di mettere un po' tutto insieme, insomma, di mettere un po' tutto insieme a livello politico e offrire in pratica una visione alternativa. Ragazzi, ha vinto le elezioni. Quando io sento dire che fa parte della cricca, che moriremo tutti, che sono tutti marci, che non esiste niente, eccetera eccetera, io dico: ma signori, ma volete svegliarvi? Ma secondo voi a quest'uomo gli hanno fatto di tutto, brogli elettorali, gli hanno rubato l'elezione, l'impeachment, il Russiagate, lo Spygate, tutto quello che gli hanno fatto così perché era uno di loro? Cioè, tutto quello che gli stanno facendo perché non accetta il nuovo ordine mondiale, perché è uno di loro. Esiste una fazione che si sta opponendo. La guerra in Russia era in realtà stata programmata dall'elite per mettere lì l'esercito più potente del mondo contro la Russia e alla fine sperare che Putin si arrendesse grazie alla debolezza delle sanzioni economiche, che sono state invece come dire, un risveglio internazionale. Poi ci arrivo il perché. E che cosa è accaduto? È accaduto che in pratica speravano che la Russia accettasse il nuovo ordine mondiale, invece la Russia non soltanto si è fortificata economicamente, ma ha praticamente già vinto la guerra. Cioè, quindi voglio dire, i giochi vengono fatti a livello di geopolitica globale, e se il nuovo ordine mondiale sta fallendo, anzi per quanto mi riguarda è già fallito, è perché proprio il loro gioco gli è andato male. Perché vi dico che il loro gioco gli è andato male? Perché quindi esiste un'opposizione, perché la psicopandemia doveva durare intanto molto di più di quello che è durata, anche perché devi giustificare
tutto quello che sta accadendo in questo momento. Se tu la fermi, ecco che a un certo punto il re è nudo. Perché c'è questo risveglio delle masse? Perché il re è nudo. Lo so che la gente non vuole vedere che il re è nudo, ma prima o poi sarà costretta ad aprire gli occhi e a vedere che di fronte a sé c'è il re che è nudo, e quindi è stata presa in giro. Se avessero continuato con la cazzata, insomma, di quella che è una pandemia che aveva un tasso di sopravvivenza del 99,98% e di asintomaticità del 95%, insomma, voglio dire, i media avrebbero continuato a urlare e quant'altro, il risveglio sarebbe stato sicuramente minore. Ora, perché tutto questo è accaduto? Semplicemente perché, cambiando il sistema finanziario dietro le quinte, perché quella è la vera guerra, non hanno potuto più continuare le loro narrative. E questa la vera guerra, signori, la vera guerra è per il sistema economico. E siccome questa alleanza fatta, ripeto, da capi di Stato, Trump, Putin, capi di governo, c'è perfino la Corea del Nord dentro, Kim Jong-un, fatta da agenzie di intelligence, fatta da questi anche militari, ecco, degli Stati Uniti e russi che sono in questo momento, tutto questo ha permesso in pratica quello che noi stiamo per vedere, ovvero, per quanto mi riguarda, la fine dell'elite globale. Per quanto riguarda, insomma, altri fatti, vi dico questo: noi in questo momento stiamo vedendo la morte del dollaro. Cioè, ragazzi, la morte del dollaro non è la fine, come dicevo prima, la fine di un ciclo economico e l'inizio di un nuovo ciclo, no, è la fine di un modello economico e l'inizio di un nuovo modello completamente nuovo. Questa è la fine del dollaro. Il mondo si sta dedollarizzando. I paesi del BRICS scambiano valute tra di loro e si scambiano i beni con le valute tra di loro, e non usano più il dollaro, che era la moneta di riserva internazionale. Ora, l'ammutinamento del dollaro è la vera ribellione contro l'elite, perché il dollaro è la loro moneta. Quando sento dire ma loro in realtà creeranno il dollaro digitale, ma se il mondo si dedollarizza e tu crei il dollaro digitale, ma che serve? Non serve a niente. Quindi non è un falso problema il discorso del dollaro digitale. Si sta creando tutta un'altra impalcatura economica a livello mondiale. La dedollarizzazione è non soltanto l'ammutinamento dei paesi contro l'elite, ma ripeto, è la fine di queste elite, perché semplicemente a quel punto sempre più paesi rifiutano la loro moneta e quindi non comprano neanche più i titoli di Stato degli Stati Uniti. Di conseguenza tu non puoi neanche più stampare moneta, perché tu rischi che le tue aste ti vadano ormai deserte, perché i paesi non sono più obbligati a comprare quei titoli per acquistare il petrolio, le varie materie prime e via dicendo. Sta cambiando completamente tutta l'architettura finanziaria internazionale. Un'altra cosa fondamentale che bisogna capire è che siamo addirittura arrivati alla fine del petrodollaro. Cioè, il dollaro che si collegava al petrolio adesso sta finendo, perché i paesi dell'Arabia Saudita, i paesi arabi, stanno commerciando il petrolio in yuan, in rubli e addirittura anche in altre divise. Cioè, recentemente il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita è andato a Davos, nell'ultimo forum di Davos in Europa, che è stato l'unico momento di sanità mentale in quel festival, diciamo così, e ha detto chiaramente, no, noi vogliamo scambiare i nostri dollari non soltanto in dollari, il nostro petrolio, scusate, non soltanto in dollari, ma lo scambieremo anche con altre valute. Quella è stata la tomba del dollaro. Ora, perché quello che sta accadendo è la fine dell'elite? Perché se tu dedollarizzi il mondo, loro, ripeto, gli Stati Uniti a un certo punto dovranno per forza arrendersi. Cioè, gli Stati Uniti, ragazzi, sono quelli che hanno l'apparato militare più
più onnipervasivo al mondo, c'è la NATO, parliamo della NATO, no? Hanno delle spese militari ingenti, sono quelli che finanziano principalmente la guerra in Ucraina, sono quelli che, in altre parole, hanno finanziato tutta la narrativa Covid a livello internazionale, sono quelli che finanziano il gender, sono quelli che finanziano tutto quello che c'è in questo momento, l'agenda 2030, il falso problema del riscaldamento globale, che anche di quello potremmo parlare ora, e che anche di quello se ne sta occupando fuori dal coro. Tutto questo è finanziato attraverso i dollari e dagli Stati Uniti, tra virgolette, che sono lo staggio principale di questa elite. Voi capite che se cade quella moneta e il default degli Stati Uniti non è un se, ma è un quando, ecco, a quel punto crolla tutto il loro palcoscenico e a quel punto si può ricostruire col nuovo sistema economico-finanziario. Il discorso del default degli Stati Uniti, so che in questi giorni hanno trovato, si dice, l'accordo, no? Per congelare tutto entro il 2025, ma siamo sempre là. Se nessuno compra i tuoi titoli di debito, tu come fai a rinnovare anche i pezzi di debito che hai al momento? Non lo puoi fare, perché la de-dollarizzazione è un qualcosa di inarrestabile. Di conseguenza, prima o poi, ed è più prima che poi, gli Stati Uniti vanno a gambe all'aria e quel default è indispensabile per distruggere il sistema attuale e costruire finalmente il nuovo sistema. Cioè, ragazzi, la caduta del dollaro è imminente ed è, ripeto, una cosa essenziale. La caduta del dollaro è la salvezza dell'umanità. Vi dico soltanto questo. So che può sembrare magari una cosa esagerata, ma vi assicuro che non è così, perché è diventata una moneta tossica da parte di un'elite tossica che è antiumana, perché tutto quello che hanno fatto, che stanno facendo, insomma, in questo momento, non c'è niente di umano, è tutto antiumano, è tutto contro i popoli, e l'avete visto, insomma, anche se la gente non si vuole ancora svegliare, ma si sveglieranno molto presto. E vi dico anche questo, vi dico, il grande segreto degli stati, e poi quando ci sarà quando l'elite verrà esposta completamente dai media mainstream o non lo so se ci sarà questo EBS, quello che è, insomma, comunque verranno esposti prima o poi in tutti i loro crimini, quando verrà esposta verrà fuori, cioè quando appunto il dollaro cadrà e cadrà l'impero, ecco, si scoprirà in pratica che non soltanto tutta la politica è antipolitica, ma si scoprirà, per esempio nel caso italiano, che noi abbiamo aiutato i nazisti durante la seconda guerra mondiale e ancora adesso stiamo aiutando i nazisti. Questo insomma si scoprirà a livello italiano, perché voglio dire, la storia ce lo insegna. La battaglia di Stalingrado è stata la più grande battaglia della seconda guerra mondiale e noi purtroppo eravamo con i nazisti contro i russi. I russi ci hanno dato una bella sonata, sono arrivati a Berlino e sono arrivati proprio davanti a Hitler. A quel punto, insomma, Hitler sembra si sia arreso, qualcuno dice che è stato mandato via e secondo me, insomma, è stato aiutato proprio dagli americani. Se voi considerate che la IG Farben, la più grande azienda che permetteva a Hitler di essere quello che era di matrice americana, e se pensate che i carri armati erano Ford, ecco, voi capite che alla fine chi ci ha veramente liberato è stato un altro paese, che avrà anche i suoi difetti, il comunismo, lo stalinismo e quello che è, però comunque ci ha veramente aiutato. L'Italia adesso, dopo un tot di anni, ha un'altra volta aiutato quelle stesse forze e ha fatto la stessa guerra contro chi in pratica vuole un'altra volta eliminare il nazismo. Quindi si capirà questo, si capirà che noi abbiamo purtroppo servito un'altra volta il padrone sbagliato. Magari adesso ci sarà, con la caduta dell'impero americano, ci sarà il via libera a tutti anche in Europa? Probabilmente sì, perché comunque noi siamo fatti in questo modo. Le colonie dell'impero, che sono appunto le colonie europee, quando poi, insomma, l'impero cade, a quel punto si sentono libere. Noi siamo semplicemente una colonia americana da ogni punto di vista, militare, dal punto di vista politico, sapete, insomma, non vi sto dicendo niente di nuovo. Quindi a quel punto
noi sicuramente con il crash del dollaro saremo molto più liberi e finalmente la nostra politica smetterà di compiacere Washington e l'elite che si trova lì e insomma magari faranno per davvero i sovranisti. Io vi ricordo, vi faccio questa promessa e vedrete che sarà così: tra un paio d'anni la parola globalista sarà una parolaccia. La parola globalista, la parola patriota sarà da eroe. Adesso dobbiamo vergognarci di essere dei patrioti, perché qua oggi è il 2 giugno, oggi è la festa dei veri patrioti, quelli che hanno difeso la Costituzione anche da tutto quello che è accaduto, ecco, che è anticostituzionale per antonomasia, ecco, quindi diciamocela tutta. Ad ogni modo vi dico questo, allora, quindi con il crash del dollaro che accadrà, noi vedremo i mass media cadere, anche i media mainstream, perché i media mainstream prendono soldi, cioè è tutto finanziato da quella moneta. Vedremo il crollo, ripeto, della nostra politica, vedremo il crollo anche dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea è il gemello degli Stati Uniti. Il mondo in questo momento, tra l'altro vi dico anche questo, non soltanto si sta de-dollarizzando, ma si sta anche de-eurizzando. C'è anche l'euro, il gemellino del dollaro, non è più usato negli scambi internazionali. L'Europa continua a suicidarsi ed è una cosa fantastica quella che sta facendo l'Europa, continuare a suicidarsi, perché così si esce ancora prima da questa moneta prigione. Addirittura sapete che sta facendo? Non soltanto il discorso delle case green, gli insetti, l'agenda Davos, tutte ste menate qua, no? Ma addirittura vuole mettere una tassa sui prodotti che importa, cioè tu hai tagliato il cordone energetico col paese che ti permetteva in pratica di produrre e addirittura vuoi mettere una tassa sui prodotti che importi. È fantastico, ragazzi, è il boicottaggio per antonomasia ed è bellissimo, perché così si distrugge ancora prima e noi torniamo finalmente ad avere una nostra vera sovranità, perché sapete che il nostro Parlamento semplicemente oramai ratifica leggi europee e non conta più niente, anche perché chi ti dà la moneta insomma è a Francoforte, una moneta straniera, lo sapete meglio di me. Di conseguenza noi, non avendo sovranità monetaria, non abbiamo neanche sovranità politica, non abbiamo sovranità di alcun tipo. Quindi quello che vi dico è che quello che si sta verificando è un insieme di eventi che stanno tutti quanti confluendo verso quella che è la morte dell'elite, perché non soltanto c'è la de-dollarizzazione, c'è la deurizzazione, lo sviluppo dei BRICS, il Quantum Financial System con i suoi programmi Nesara e Gesara che insomma azzereranno o quasi il debito pubblico, anche il debito privato. Ci saranno molte meno tasse quando il denaro non sarà emesso a debito, ma non soltanto ci sarà questo, ma ci sarà anche un nuovo sviluppo umano della società, perché una cosa che dovete capire è che noi siamo stati programmati a essere questo tipo di società infelice che siamo, programmati dall'alto, sempre attraverso lo strumento della moneta, lo strumento della finanza e quant'altro. Perché dico programmati? Signori, noi siamo programmati. Se tu guardi un telegiornale di mezz'ora in cui ti dicono tutte falsità e negatività, tu te ne vai in giro col muso, te ne vai in giro insomma triste, te ne vai in giro con delle basse vibrazioni e la tua vita è una vita di merda. Se tu guardi continuamente dei programmi talk dove si contrastano tra di loro, confliggono tra di loro ma non risolvono mai niente e non si risolve mai nessun problema, hai la sensazione che quando spegni la TV hai la sensazione che i problemi non finiranno mai. Loro ci hanno messo in questa condizione. Ecco perché vi dico, quando cambierà il sistema economico finanziario e si libererà l'umanità da quella schiavitù, anche le nostre menti piano piano saranno liberate e smetteremo di essere ciò che siamo, ovvero persone negative, persone tristi, persone con una bassa vibrazione, persone che vivono nella paura, che hanno paura di qualsiasi cosa perché ti inculcano la paura di qualsiasi cosa. È tutto lì, in quel cambio lì, e quel cambio sta arrivando. Io vi dico questo, vi dico che
Per quanto riguarda per esempio i BRICS, vi faccio un esempio, i paesi che vogliono entrare nei BRICS, la prima ondata, vi faccio alcuni nomi: Turchia, infatti Erdogan lo volevano eliminare per questo ma non ce l'hanno fatta, Arabia Saudita perché insomma non vuole più il petrodollaro, l'Egitto, l'Afghanistan, l'Indonesia, la Thailandia, Nigeria, Senegal, Nicaragua, Kazakistan, Emirati Arabi Uniti, fondamentali insomma per il petrolio non soltanto. Questi la prima ondata. La seconda ondata: Azerbaijan, Mongolia, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, Cile, Cuba, Ecuador, Perù, Uruguay, Bolivia, Venezuela. Se il mondo ti si mette contro e si mette contro la tua moneta, è finita. È semplicemente finita. Prima o poi tu vai a gambe all'aria, tu con i tuoi programmi antiumani, perché ripeto, tutto è partito da quel paese purtroppo. Signori, la situazione è questa: hanno dominato loro e quindi di conseguenza loro pensavano veramente, come ogni elite, di essere immortali. Il loro impero è sempre stato un impero di tipo finanziario, non soltanto militare. Quindi io sono estremamente ottimista per tutte queste ragioni e so anche una cosa: so che la nuova umanità che sta per arrivare sarà un'umanità molto più spirituale di quella che c'è in questo momento. Noi siamo infelici perché a livello sociale manca l'amore collettivo, siamo una società senza amore, siamo una società con troppa paura e con nessuna forma di amore collettivo. Di conseguenza non potremo mai e poi mai essere una società felice, almeno in questo momento. Il lavoro che bisogna fare è immenso e sarà un lavoro dei prossimi anni, quando la situazione economico-schiavistica dell'umanità sarà migliorata, quando non dovremo più lavorare 8 ore al giorno per del denaro che loro creano dal nulla. A quel punto potremo concentrarci più su noi stessi, saremo più liberi, avremo più libertà e soprattutto capiremo che la vera libertà è trovare quell'amore dentro noi stessi, quello che loro ti impediscono di trovare con ogni forma di distrazione e di paura, quell'amore che tu ti devi portare in ogni ambito della tua vita, nella coppia, come dico sempre, in famiglia, nella società, in tutta la collettività, dando anche input di amore. L'amore, ragazzi, non è il volemos e bene. L'amore è quando tu in primis dentro te risolvi i tuoi conflitti, le tue paure, lì automaticamente sali verso l'energia universale, perché l'energia universale è amore. Quindi una volta che tu risolvi quelle tue paure, quei tuoi conflitti, automaticamente ti elevi e automaticamente puoi scambiare con gli altri esseri umani un'energia con una qualità più alta, perché noi, ripeto, siamo una società individualista, egoista, conflittuale, che litiga e che confligge per qualsiasi cosa. Quindi il mio obiettivo qual è? Nei prossimi anni io cercherò di concentrarmi solo sulla spiritualità, una volta che questa elite sarà crollata e ci sarà il nuovo sistema, perché c'è bisogno di quello, c'è bisogno di creare una nuova umanità che sia più felice. Io già ora sto cominciando a fare dei seminari di spiritualità, se volete, là oltre ai libri ci sono anche delle date, dei seminari che sto facendo proprio per questo, perché sono coscientemente convinto che il futuro sia questo, e che la nuova umanità sia per forza un'umanità più spirituale. Noi ragazzi siamo crollati nella paura della psico, sapete, no? Insomma, di cosa sto parlando, proprio perché siamo ignoranti, siamo tenuti in uno stato di paura, perché un popolo più evoluto si sarebbe fatto delle grasse risate, perché io vi dico la verità, io me la ridevo, perché quando ho sentito all'inizio l'informazione essenziale, ovvero a un tasso di sopravvivenza del 99,98%, io ho detto ok, basta, non mi serve nient'altro. Quando hanno detto a un tasso di asintomaticità del 95%, ho detto basta, ok, ho capito tutto, non mi serviva nient'altro, ma quello è un discorso di coscienza. Siccome siamo pieni di persone piene di paura che si nutrono delle loro vibrazioni, ecco che tutto quello che è arrivato è stato creduto e attenzione, sarebbe ancora creduto,
da una buona parte di questa popolazione che ha bisogno, come vi dicevo prima, di risvegliarsi in modo traumatico, e purtroppo insomma questo accadrà, perché poi accade anche una cosa, ragazzi, tutto va verso l'evoluzione, nonostante ci siano forze oscure, la paura e quant'altro. L'umanità è qua in questa vita, lo scopo della vita è evolvere, l'evoluzione è nell'amore, non è nella paura, perché quella è involuzione. Quindi arrivano delle tappe di evoluzione di massa, e questa lo è, in cui bisogna crescere a livello massivo e bisogna fare un salto quantico. C'è chi lo può fare e chi non lo può fare. Chi vibra nella paura del sistema certamente non lo può fare. Io chiudo questo intervento dicendovi questo, che voi che avete fatto questo percorso insieme a noi saremo ricordati come gli eroi nella nuova società. Gli eroi, voi sarete gli eroi della nuova società. I Novax, i cosiddetti Novax, saranno un giorno considerati come gli eroi che non sono incappati nel più grande inganno della storia, nell'inganno più stupido della storia, perché bastava un po' di testa per capire le contraddizioni del sistema, che erano veramente evidenti. Prima una dose, poi 2, poi 3, ma il mix, cioè ragazzi, era veramente, il male poi è stupido, il male si contraddice, è quella la nostra fortuna rispetto al bene, all'amore e via dicendo. Quindi voi insegnerete come me alla nuova umanità a crescere, perché siete già cresciuti, avete fatto quel salto di coscienza che vi ha permesso di mettervi contro il resto del mondo. E ragazzi, mettersi contro questo mondo non è una cosa semplice. Quindi io vi dico questo: voi siete in questo momento, per quanto mi riguarda, dei maestri, quanto magari posso esserlo io, e avrete da insegnare come io molto umilmente ho fatto, e non soltanto io, abbiamo fatto in questo periodo. I posteri rideranno di questa società, e anche noi adesso cominciamo a riderne, e dobbiamo ridere di questa società. Rideranno di una società competitiva e non collaborativa, di una società che veniva schiavizzata per del denaro creato dal nulla, di una società che non capiva che l'amore collettivo era tutto e non la paura collettiva. Quindi ecco perché vi dico, noi insomma siamo veramente la nuova umanità, e quello che dobbiamo fare è sperare che questo crash mondiale dell'economia avvenga il più presto possibile, in modo tale da costruire il nuovo. Per quanto mi riguarda le domande che sicuramente magari potete fare, ovvero